Bentrovati cari amici all'ascolto, cari amici in visione su questa rete. Passiamo ora al programma che i solisti di Radio Veneto 1 hanno interpretato di Gioacchino Rossini l'ouverture La Gazza Ladra, di Felix Mendelssohn Bartholdy il concerto per violino e orchestra opera 64, solista il violinista Paolo Tagliamento. Il terzo brano avrà uno tra i massimi interpreti italiani della chitarra, una celebrità di rango internazionale, Massimo Scattolin, che interpreterà di Isaac Albeniz Asturias. Il gran finale inizia con l'immancabile Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio, mentre di Johann Strauss padre sarà eseguita la Radetzky March. Conclusione tutta da vedere e da ascoltare e da gustare. Di Vittorio Monti la celebre Ciarda, violino solista, questa volta un altro grande talento che ho molto piacere di presentare, Francesco Zanchetta. Assieme a lui spicca un altro grande interprete, il violoncellista Giuseppe Barutti. Direi che è tutto. Bando alle parole, largo alla musica. Buon ascolto.
Monica di Radio Veneto 1. Buon anno! Una piccola sorpresa al tema, forse sapete tutti di chi si parla, di chi è e chi è questo grande compositore.
Lo prego, onorevole. Volevo ringraziare, grazie, tutto il pubblico presente, il signor Sindaco. Grazie a lei, maestro. Grazie a tutti. La presenza e ringrazio naturalmente il nostro sovrintendente che ha voluto poi questa cosa, Roberto Vito. Grazie. Posso provare la piccola sorpresa. No? Ah, No. no, no. Non la voglio. La cialda non lo voglio. Ma Giacchetta? Maestro Zanchetta. meraviglia della natura e di improvvisazione. Questa è la realtà. O il sogno vi desta e vi fa sentire un po' piccini, vicini a chi non sentite più. Chi ve lo dice? Chi ve lo fa capire? Che questo non è altro che un danzetto ballato al gusto del cialdone e
Mi pare sia stato un concerto di per sé eloquente sul clima di gioia, sul clima di felicità che anima le nostre iniziative, sul coinvolgimento del pubblico. Speriamo di avervi coinvolti. Il nostro più sentito ringraziamento a voi, telespettatori, radioascoltatori, e a tutti noi editori che abbiamo voluto proporvi questa iniziativa che valeva la pena di essere pubblicata, io spero. Credo sia giusto dare un cenno al fatto che erano i solisti di Radio Veneto 1, l'Orchestra Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1, che ha interpretato La Gazza Ladra di Gioacchino Rossini, il concerto per violino e orchestra opera 64 di Felix Mendelssohn Bartholdy con Paolo Tagliamento, un grandissimo talento solista, Massimo Scattolin, chitarrista di livello internazionale e uno dei più grandi chitarristi italiani, che ha interpretato di Isaac Albeniz Asturias. Dopodiché abbiamo ascoltato il bel Danubio Blu di Johann Strauss figlio e la celebre Radetzky March di Johann Strauss padre, e alla fine ci siamo divertiti tutti con la ciarda di Vittorio Monti interpretata da un grande talento anch'esso, Francesco Zanchetta, e assieme a lui uno dei violoncellisti numero 1 d'Italia, lo dicono i suoi colleghi, Giuseppe Barutti. Ha diretto magistralmente il maestro Giorgio Sini.